Allora, l'eterna questione però sembra mai risolta, adesso vediamo in che termini è il punto della situazione, fauna selvatica. Dalle zone nostre dove soprattutto sono i cinghiali a imperversare, no? Sì, beh, noi nel Parco dei Colli Euganei il nostro grosso problema sono i cinghiali. Vi è da dire però questo, che la nuova governance del parco e quindi l'inserimento non più del commissario, ma non perché faceva male il commissario, ma perché poi quelli del territorio riescono anche a far sì che sono cosa loro e cosa propria, intervengono in maniera anche molto più decisa e molto più importante, e quindi con la nuova governance del Parco dei Colli si è visto un miglioramento importante sulla cattura dei cinghiali. Un aumento delle catture e non più anche periodi in cui, questo periodo d'inverno in cui vi era la possibile necessità negli anni precedenti della non cattura dei cinghiali, anche in questo periodo vi è con i selecontrollori il controllo e quindi la cattura dei cinghiali. Quindi continuano quindi ad essere presenti. Quindi continuano a essere presenti, ma continua a essere presente sempre più la presenza dei selecontrollori, la presenza dell'ente parco, anche con la costituzione di 2 celle frigo, e quindi danno la possibilità che nel momento in cui viene catturato il cinghiale, viene ucciso, metterlo all'interno delle celle frigo, che prima non era possibile farlo, se non metterlo su un camion e poi portarlo sulla cella frigo che era magari distante anche qualche decina di chilometri. Oggi con la presenza di queste celle frigo e la presenza dei selecontrollori vi è un abbattimento importante dei cinghiali nel Parco dei Colli. Quindi i conti li faremo fra 6 mesi e vedremo che situazione abbiamo. I danni continuavano a provocarli, quindi c'erano sempre questi danni incredibili, e danni che tra l'altro non sono mai stati dati agli agricoltori. Gli agricoltori oggi sono risarciti mai? Poco risarciti, e quindi gli agricoltori oggi sono quelli che subiscono maggiormente la fauna selvatica, subiscono maggiormente il problema della fauna nei propri territori. Perché si parlava di vigneti devastati, divelti, anche frutteti, e quindi c'è stato questo riscontro. Sì, ma anche un dissesto idrogeologico loro provocavano, perché nel momento in cui vanno nei terrazzamenti e vanno nei vigneti e vanno in questi territori già molto fragili per sé, creano disastri idrogeologici, quindi anche del territorio, oltre al problema che abbiamo sulle colture e quindi ortaggi, ma anche il problema sui vigneti, e quindi è tutto un problema legato a una fauna incontrollata, e quindi dobbiamo intervenire in maniera tale che questa fauna non sia più una fauna incontrollata, ma una fauna controllata che può vivere tranquillamente anche col settore agricolo. Quindi in base alla normativa esistente questo intervento che è stato fatto nell'area del Parco Colli ha in qualche modo limitato la questione, però se ne vedranno i risultati. Diciamo che è limitato, dobbiamo intervenire ancora di più, perché ancora ad oggi non sappiamo quanti sono i numeri. Perché figliano tantissimo. Quanti sono i numeri, e il fatto è che però già nel 2019 le catture sono state a 2 cifre, quindi catture importanti che danno anche e possono anche, sicuramente danno la possibilità nel 2020 di fare ulteriormente diverse catture e quindi limitare la loro presenza all'interno del territorio. Altre zone, altri territori, l'altro problema molto sentito è quello dei lupi. Lupi che ci sono, esistono dalla zona dell'Altopiano di Asiago, a parte che poi si spostano, non è che seguono i confini regionali, perché sono venuti dalla zona del Trentino Alto Adige, poi la Lessinia, e comunque sono presenti sul territorio e provocano, come? Anche a Belluno, assolutamente, non tagliamo il Belluno, che è vero che ce li ha. E questi provocano dei danni, hanno abbattuto dei capi anche, quindi i danni dei lupi sono quasi incontrollabili. E quindi o si interviene in maniera concreta, noi abbiamo la nostra proposta del 153, quindi la modifica della legge della fauna selvatica riguarda proprio questo, oppure ce la raccontiamo. Oggi i lupi sono incontrollati e agiscono in maniera da lupi nei nostri allevamenti, creando grossissimi danni ai nostri allevatori. Ricordo sempre che sempre più le nostre aziende, che prima andavano a mendicare, quindi andavano nelle malghe
di Asiago, ma se non quelle anche del Bellunese, a portare i propri capi, oggi ci pensano prima di andare. È perché non possono andare, oppure vanno con una riduzione importante del carico di bestiame, che poi crea anche difficoltà in quel territorio, perché nel momento in cui non c'è più pascolamento, il bosco va avanti, quindi il territorio, il paesaggio cambia e quindi modifica anche queste situazioni. Quindi per questo la situazione è quasi incontrollabile, dobbiamo intervenire in maniera importante e concreta per dare garanzie ai nostri allevatori che nel momento in cui vanno a far pascolare i propri greggi, o comunque quelli che vivono in quei territori, la garanzia che i propri capi non siano abbattuti. Questi lupi com'è che in pochissimo tempo si sono diffusi così rapidamente? Quando ce n'erano anni fa, guardavo i dati, erano veramente pochissimi capi, sporadici, per non parlare anche... Ma guardi, è come la cimice asiatica, se non troviamo gli antagonisti, loro si riproducono. Ma sono i vertici della catena, sti qua alimentari. Se non troviamo gli antagonisti, che non ci sono, voglio dire, c'è l'uomo. Il problema è c'è l'uomo, e quindi dobbiamo trovare gli antagonisti. Su questo noi dobbiamo batterci. La convenienza anche con i lupi è possibile, come con i cinghiali, come con la fauna selvatica, è possibile nel territorio. Non deve essere ingovernata, perché se si ingoverna noi non possiamo pensare di mettere il problema e metterlo sotto il tappeto, perché il problema è maggiore. Ma di che branche stiamo parlando? Di quanti individui? Beh, centinaia di lupi oggi abbiamo, centinaia di lupi abbiamo oggi nel nostro Veneto, e sono suddivisi a branchi, e quindi loro si costituiscono e poi attaccano le nostre aziende, creando grosse difficoltà anche economiche, perché poi ci sono anche gli indennizzi, però gli indennizzi sono limitatissimi rispetto al grosso problema che hanno le nostre aziende. Se un gregge, se un allevamento viene attaccato dai lupi, questo allevamento di vacche da latte non produce più latte per una settimana. Addirittura, perché prendono paura, tra l'altro. Certo, e allora voglio dire, chi paga quel latte? Non ci sono danni indiretti, ci sono solo danni diretti, nel senso che se il lupo uccide una manza o una vacca, una mucca, allora c'è il danno e quindi c'è il risarcimento. Ma il lucro cessante. Ma nel caso in cui questo non produce latte, chi me lo paga questo? Allora per questo le nostre aziende mandano su a mendicare, quindi a pascolare le manze, però è poche, perché poi prevedono che queste vengono anche attaccate e quindi subiscono anche la. Quindi per questo voglio dire, nel momento il lupo è un problema importante, grosso, su un territorio difficile, quello della montagna. Legge nazionale su cui bisogna intervenire, un provvedimento di carattere nazionale. Che si deve intervenire a livello nazionale, e si deve modificare la norma per quanto riguarda la cattura dei lupi. Grazie mille direttore di essere stato qui con noi, abbiamo affrontato diversi temi, l'ho spremuta. No, ma era importante anche fare un po' il punto sulla situazione, poi voi telespettatori ci sollecitate con delle domande, delle mail, continuate a mandarle, poi noi invitiamo i nostri esperti, i nostri ospiti per affrontare diverse tematiche. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo domani.